Scatman's World. Bene ragazzi, tutti dal comandone veneziano. Allora Fiori, siamo nella fase diciamo finale della stagione. O comunque la parte più importante. 4 punti di vantaggio sul Bassano, mancano le partite di oggi, è Mantova che è quarto, poi l'Albino Leffe decimo e la Maceratese che è 14esima. Possiamo fare, voglio almeno 7 punti da queste 3 partite. Ok, avete giocato molto bene, l'intera squadra vuole mantenere, sì, 3-3 in realtà, però va bene. No, non rispondo a questa domanda se siamo favoriti o no perché non abbiamo la coppa. Sono qui per parlare della mia squadra, non mi interessa dei giocatori avversari. Vabbè, Cutrone, sì, Cutrone è mio sicuro. E adesso Fiori in casa col Mantova per staccare il biglietto per la Serie B, perché se vinciamo questa, vinciamo tutto. No, a parte gli scherzi ragazzi, dobbiamo far bene, Fiori, perché cioè, non possiamo. Orsolini riprende, comunque abbiamo 3 giorni di... Aspetta, scusa un attimo, è stato l'allenamento Francesco Cernuto. No, non esiste. Multa per una settimana, oh coglione. C'è la multa, assolutamente. Qui comando io no, ho preso l'achievement, perché il Cume deve parlare bene l'achievement. 11 marzo, Venezia-Mantova, partita da vincere assolutamente cioè così il Mantova quarto si prende una bella bomba. Oggi possiamo fare bene, secondo me 7 punti li possiamo portare a casa. Dobbiamo andare in Serie B, poi dobbiamo fare una bella squadra in Serie B, perché dopo è veramente tosta dalla B alla A. Ok. Va bene, va bene, va bene. Allora, vediamo. Allora, la squadra, allora abbiamo Domizzi che è morto, la morte di un uomo. Ok. Allora, mettiamo... Ah, Bianchi. Ah, perché era assente il porco di Bianchi. È tornato Bianchi, ok. Domizzi, beh, questi li mettiamo comunque in panchina. Anche Orso. No, Orso non possiamo. Allora, aspetta, Orsolina è 79-81, a sto punto aspettiamo. Gli altri stanno anche bene. Al Capone, Piantina, Stulak, DHT, Melegoni, Garo, Modo, Bianchi, Fofa. Ok, ragazzi. Possiamo andare. Voglio i 3 punticini, ragazzi. Cioè, non ci sono né santi e né madonne. Li dobbiamo portare a casa, questi 3 punti. Col Feralpi Salon 3-3 che veramente che era proprio che per fortuna che siamo riusciti anche a beccare in estremis il pareggio, ma purtroppo siamo una squadra giovane, si vede, ci perdiamo in un bicchiere d'acqua a volte. Vai, con energia. Buona fortuna ragazzi. Io direi di attaccarli questi stronzi dal primo minuto. E cerchiamo di fare i 3 punti. Vai raga, oddio che alto. Vai. Bianchi. Per il Fofa. Vai Giampaolo, Fofa. Niente, finita. Dai Fofa. Bravo, dai Stiulak. Non ci credo. DHT. Pippo Melegoni. Vai Pippo. Al Capone per DHT. Boom boom. Venezia 1, Mantova 0. Abdu. DHT. DHT è cresciuto tantissimo durante la stagione. Mamma mia. È cresciuto veramente tanto il porco del DH. E un solo grido si alzerà. La. Vai Patrick, vai Patrick. No, Patrick la tira addosso a Bonato. Stiamo giocando benissimo però per i primi 15 minuti perfetti. Nulla da dire alla squadra. Modulo. Pippo Melegoni. Vai Al che il 2-0 di Cutrone, me lo sento. Vai per il Cutro. Cutrone! No, che movimento, che girata, palo pieno. Cosa aveva fatto il Cutro? Anche Capone, vabbè, Capone comunque, ragazzi. Capone mi ha dimostrato, cioè è arrivato Orsolini, Capone è salito ancora più in cattedra. Il Bonaventura del Venezia, vai Cap. Vai Cutrone, boom! 2-0, Patrick! Cutrone, 20° gol in stagione per il Bomber. Mamma mia, come stiamo giocando. Finalmente vedo il Venezia, quello serio. Raggio Garibaldi, fai. Me lo godo, Raggio. Oh, dai, cerchiamo di fare anche il 3-0. Attenzione a Raggio. Wow,
Vogliamo la Serie B. Serie B. Dai Modolo. Bravissimo Modolo. Per Facchin. Adesso Facchin se ne va, dove cazzo se ne va? Facchin, Cutrone bravissimo, spondona per il Pippo Melegoni. Vai Pippo per Piantina, 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 la vuole mettere in mezzo per Patrick, boom! Patrick! Cutrone! Cutrone veramente ormai nello staff preferito ci sono solo io, nel senso mi ama la follia e io amo lui. Very good. Continuate così ragazzi. Sì, non voglio fermarmi, voglio fare una gran prestazione, voglio dimostrare agli avversari che non ce n'è. Almeno fino al 65esimo, 70esimo. Poi facciamo un po' di cambi. Bravo Modolo. Anche Modolo è salito molto. Bene. Pippo Melegoni. Vai Pippo. Bravissimo Pippo per Al Capone. Vai Al, vai Al, vai Al. Qua poteva fare un po' meglio, va bene. Attenzione a Matarese. Che gol di merda che ho preso. Facchin qua non l'ho capito. Concentratevi ragazzi. Attenzione Reggio Garibaldi. Oddio no, iniziamo a ricoglionirci? Occhio Fioi. No, non ho parole, adesso mi incazzo però. Ragazzi? Non ho parole. Non ho parole. Da 3-0, 3-2. Adesso rischiamo, No, ma non ho parole. Questo è il Venezia, i giovani che purtroppo non hanno ancora la mentalità giusta. Vai Capone, per piacere. È una sofferenza adesso, Un primo tempo da leoni, un secondo da coglioni. Molto bene. Allora. La squadra è anche in forma, sinceramente. Ho visto poco Stulak per oggi. Ho visto poco il porco di Stulak. Allora, mettiamo a quadro. A quadro. Difesa. Anche PNT. No, PNT aveva fatto l'assist, però. Aspettiamo, facciamo solo un cambio. Però non capisco proprio. Concentratevi, fioi. Concentratevi, Cristo di un Dio. Occhio. Fuori gioco, no? Mamma mia. Mamma che calo nella ripresa. Che calo nella ripresa. Allora il morto, la DHT fuori. Mettiamo... Pippolora. Mettiamo Pippolora, signori. Ok. E togliamo anche Melegoni. Togliamo i centrocampisti, sono tutti stanchi. Mettiamo... Clemenza, che Clemenza invece mi è calato un po' nella seconda parte. Avevo cominciato col botto Clemenza, poi mi è calato. Ho dato un po' di peso al centrocampo perché era stanco e il ruolo insomma era il punto peggiore in questo momento della partita. Sono dei buchi a centrocampo spaventosi, proprio sfilacciati siamo. Dai, non possiamo non vincere da 3-0 però, Niente, la squadra è crollata. Ai gol. Mamma mia, grande portiere. Bravo Facchin. Sì, ma non si può soffrire così da 3-0 però. Bravo Cutrone, vai Capone. Vai Piantina. Vai Piantina, regala l'assist per il 4-2, chiudiamola. Vai Cutro. Niente, la perde ancora quella puttana di tua madre. Bravissimo Clemenza, è entrato bene. Vai Cleme. Vai Cutro, vai Cap. Vai Cap, vai Capone, vai Al. Pippolora, bravissimo per Cutrone. Boom! Tripletta di Cutrone. 4-2 signori. Forse la chiudiamo. Mamma mia, oddio no, Cutrone 51%, ai. Ferita al volto, vabbè. Dai fischia, andiamo a casa. Occhio, Fioi.
E si va a vincere 4-2, ma che sofferenza, ragazzi, quanta sofferenza. Sull'Atleti sono ancora un po' preso male. Ok, Cutrone infortunato, puttana. Tanto... Sì. E anche Al Capone però merita. Allora, Rosa. Ok. Vai di cap. Ok. Ma va a cagare. Madonna, li odio quando fanno così. Dio Cristo. Ok. Sì, giocatori fantastici non li reparto. È stato grandioso. Non commento l'infortunio di Capone. Di Cutrone. Sorta di fortezza recente. Non con... Ma vaffanculo. Che deficienti. Okay, spiccano ragazzi, su. Faremo una squadra chiaramente che ha stravinto. Cioè stravinto, che ha vinto bene, però un po' rischiato col Mantova. L'unica cosa è che purtroppo Cutrone ha leggero infortunio. Sì. Vabbè, andiamo raga. Cutrone può che fare un record di reti segnate in una stagione col Venezia. Speriamo di sì, insomma, adesso deve rientrare. Quindi Ivan il Terribile deve fare qualcosa di buono. Sempre 4 punti di distacco dal Bassano. Che Bassano, ragazzi. Che Bassano. Dai, cerchiamo di fare altri 3 punti importanti. Andiamo di offensivo però, anche contro l'Albino Leffe. Vai ragazzi, finalmente giochiamo di giorno. Vai Capone, bravissimo, vai. Ah, peccato. E un solo grido si alzerà. Dai Venezia, la Serie B è molto vicina. E anche Ivan si è rotto, porca troia. Porca miseria, si è rotto anche Ivan. Problemi in attacco per il Venezia. Attenzione, Perego. Prossimo anno ci compriamo Zlatan Ibrahimovic. Dai, vai piantina. Vai, Ali, bravissimi. Boom, no. Grande parata di Katsuba. Me lo godo, Katsuba, me lo godo. Anche Ivan ha problemi, cazzo. Vai, Fofa. Siamo al 14esimo. Ancora Diacate recupera l'ennesimo pallone. Vai, piantina, vai, piantina. Buttala in mezzo per Ivan. Ivan! Mezzo rotto. Seconda rete in stagione però ragazzi per Ivan. Non una stagione esaltante. Ha una caviglia slogata. Ivan inizia il nostro, diciamo, attaccante principale. Poi siamo riusciti a prendere Cutrone. Sì, Capone, ciao. Cutrone. Ha perso un po' di forse stima, un po' di sicurezza Ivanone. Che non riscatteremo. Brutto questo. Grande portiere. Vai Facchin. Ocio. Dai Fioi, dai. 1-0, 25esimo, dobbiamo portare a casa anche sta vittoria, Fiori, dobbiamo portarla a casa assolutamente. Mancano poche giornate, voglio arrivare tranquillo. Ovviamente non c'è niente da dire alla squadra, sto giocando bene. Sono tutti calmi e tranquilli, purtroppo abbiamo i 2 attaccanti rotti. Catroia. Ok, finito il primo tempo. Tattiche. Allora, adesso attaccanti non ne abbiamo nessun altro. 77, Cutrone l'88, lo mettiamo. Speriamo bene ragazzi, preghiamo il Signore che non si spacca, che non si fa male. E mettiamo De Simone per Stulak. Così dobbiamo che provarlo De Simone per capire se poi è da confermare o no. Vai. Io direi stare comincia a piovere ragazzi, incredibile. Vai Garofalo. Vai Cap. Modolo? No, non male. Comunque Modolo mi sta piacendo, bravo Modolo. Che non è Sasha Modolo.
Se non piove più, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, Ocio Perego, no, Fiori, no, no, gol, gol. Dormita colossale. Ocio ragazzi, momento non facile, bravo Fachin. No, mamma mia. Dai ragazzi, dai. Ultimo cambio, madonna, sono morti per i giocatori. Esce Diakate ed entra... Mettiamo Clemenza. Uno a uno. Dai, proviamoci. Vai Melegoni. Vai Cap. Vai Cap. Ma no, ma che cazzo di tiro è da 102 metri, ma dai. Ocio a Perego. Dai, De Simone. Madonna, De Simone. Dai, cazzo. Bravissimo, bravissimo Garofalo. Vai Fofa. C'è ancora una speranzella. Vai Cap. Vai Cap. Vai Piantina. 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 La metto al 35esimo, cazzo. E adesso stiamo attenti. Con energia. Serrate ste cazzo di fila, per piacere. Manca, ai di Ceglie, mancano 3 minuti. No, non possiamo riprenderlo subito, però dai, comunque Garofalo ha fatto una gran cosa, eh. Bravissimo Clemenza, e la recuperiamo, vai Cutr. Bravissimo Cutrone ancora per Piantina, niente da fare. Anche Piantina, ragazzi, mamma mia Piantina. Quanto me lo godo, Piantina. Quanto me lo godo. Uh. Vai Capone, Piantina ancora, boom! Ah! Piantina che ha fatto un brutto errore. Perché andiamo a vincerla però. Bravo Cutrone, che è un po' rotto, ma Cutrone ce la fa, vai Piantina. Ancora il Cutro. De Simone, Piantina, De Simone. Vabbè, vaffanculo, dai che è fatta 10 secondi. Non è questa è una vittoria pesante come il culo della Bindi, yes! 2 a 1 e si gode, 2 a 1 e si gode. Ben fatto. Molto bene, se c'è la maceratese, possiamo fare anche 9 punti. Infortunato 6 settimane, porca puttana, oh. Non siamo molto fortunati. Complimenti per l'ultima partita. Perfetto. Questo è il gol di Edra senza del calcio. Qual è il segreto? La nostra sì, sempre perfetta. La nostra tattica. Questo è il Bassano prima della partita. Non commentiamo. Sì, lo volevo qua a tempo determinato, ragazzi. Cutrone e Edra sono i primi due che tengo. Vediamo il Bassano. A questo punto vediamo se c'è il crollo del Bassano, speriamo. Noi il nostro abbiamo fatto, stiamo giocando bene adesso. La squadra c'è. La promozione diretta per me non è impossibile. Il Bassano crolla proprio con la maceratese. Adesso sono cazzi, 6 punti di vantaggio, me li godo tantissimo. Mamma mia grandi. Mamma mia grandi. Gol fatti, media voto, alla che roba. Che squadra. Ragazzi, ultima partita, già 6 punti ce l'abbiamo, il mio obiettivo era 7, anche 9 non sono male. Ho messo Morsolini per un capone stanchissimo, una Quadro per un Diacate un po' così, e per il resto la squadra c'è. Andiamo ragazzi, al Pierluigi penso una partita da vincere assolutamente con la Maceratese, che però ha distrutto il Bassano, cioè ha vinto 1-0 in casa col Bassano, quindi proprio scarsi non sono, insomma hanno fatto un bel campionato, sono al di sopra delle loro possibilità. Vedremo, stiamo a vedere, dai. C'è anche il Modena. Questa partita in buona forma, no. Ma questa è una cagata, neanche non rispondo a queste domande di merda.
con energia, in bocca al lupo ragazzi, e offensiva. Ok, va bene l'offensivo. Ora vediamo Modena, Feralpi Salò e Bassano San Benedettese. In teoria turni agevoli. Un po' per tutti. Vai Cutrone. E subito Piantina ci dimostra che è il più grande. Vai Pianta, peccato. Vediamo il nostro Orsolini, il nostro Orso, fioi. Un acquisto importante, pagato anche tanto. Ocia Petrilli. Nove minuti un po' del cazzo comunque. Gol del Parma intanto. Parma 1, Teramo 0. Il Bassano perde, attenzione, il Bassano perde 1-0, il Teramo ha partito col Parma. Su diretta gol, diretta gol speciale Lega Pro. Vai Orso, bel cross. Boom! Ed è sempre lui, Patrick Cutrone. Ma grandissimo Orso, grandissimo assist di Riccardo Orsolini. Buono ragazzi. Modena 1, Feralpi Salò 1 intanto. Giocato bene ma possiamo migliorare. C'è poco da dire, con quella squadra c'è. 1-1 del Bassano. Dai fiori, cerchiamo di guadagnare altri punti, cazzo. Se ci spariamo 9 punti su 3 partite, l'obiettivo è molto vicino, ma stiamo zitti, De Grazia. Attenzione, bravissimo. Bianchi che però la butta via non benissimo. Malacarri. Quadri. Petrelli. Devo fare 8 ragazzi, ci svegliamo, grazie. Guarda che possesso, quando c'è stato possesso di solito so cazzi. Dai, raga, dai, eccolo là, gol. Bravissimo portiere. Quella quadra ammonito non mi piace. Mettiamo Gennaro De Simone, che dovevamo provarlo De Simone. Anche Melegoni è stanco, mettiamo DHT. Ok. Dai ragazzi, dai ragazzi. Stiamo su controllo. Non devono più passare, dato gol del Parma. No, andiamo a casa, signore, andiamo a casa. Sto 1-0, bello. 80esimo. Bassano vantaggio, purtroppo. Modena pareggia, stiamo sul Modena. Il Bassano sta... No, Palmieri, Palmieri, Palmieri. Fuori. Gol del Bassano, 3-1. Il Bassano chiude la pratica. No! Mamma che uscita di merda del portiere, meno male. Vai di Simone, buttala via per il Cutro. Contropiede strepitoso. Dalla. No, a sinistra, coglionazzo. Vai Piantina. Niente, Cutrone non ce la fa. Dai che è finita però. Vai Stulak. Il Fofa. Piantina. Fofana. Finisce 1-0. Grande vittoria del Pierluigi Penzo, ragazzi. Ottima vittoria. Bella vittoria, ragazzi. Ben fatto. Benissimo, però bene, dai che ci siamo, stiamo andando alla grande. Venezia 64, Bassano 57, Modena 56. Il Venezia è già matematicamente ai playoff intanto, e fin qua ci siamo. Sì, non potevano durare, sono delle merde. La fiducia è tanta per l'imbattibilità.
Non sono preoccupato per l'autocompiacimento. È stato un magnifico modulo, perfetto. Raga, sotto il comandone veneziano, le prossime partite, vediamo. San Benedetese, Pordenone e Ancona. Ragazzi, possiamo veramente chiudere la pratica. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!